Attendiamo solo la vincitrice mentre il signor Renato Longo dà inizio alle premiazioni. Perfetto, eccole le tre atlete. Come da pronostico. Ricordati Zaccaria. Nelle primissime posizioni Conto Bella. Aldo, posso andare? Attenzione Aldo. Ma dura 4 minuti sta gara. Bene, perfetto, allora master femminile 50. Attenzione. Un certo margine di vantaggio quando mancano meno di 400 metri. Ora la grande concludere vittorioso come nella prima prova. Dei 460 come un anno e meglio gli altri concorrenti. Vai! Allora, master femminile 55, terza classificata Maria Cristina Gatto, atletica Fiori. Ebbene, seconda Ida Maria Piva dell'atletica Malo. Quindi campionessa regionale Agnese Bombardieri, il gruppo atletica Industria di Rovigo con 18,49. 18 secondi anni, no, ma scusate, 18,49. Attenzione, si preparino intanto gli atleti della categoria femminile 60, master 60. Marco, su! C'è anche la TV, come ha detto Aldo, ha ricordato che questa sera sarete sul piccolo schermo tutti. Allora Carlo, dai Carlo! Bene, fatta la fotografia, possiamo dare inizio alla categoria Master 60 femminile. Bene, proviamo. Ragazzi, stiamo attenti. Mettiamoci subito in fila, in fila. Allora, Dai Ale! vai avanti, e salgono alla categoria Master 60 femminile al secondo posto Emiliana Poll, Libertas San Biagio, prima classificata quindi campionessa regionale Viviana Piccolo con un tempo stupendo del 17,43 per l'atletica Asi Vittorio Arnobelli. Ora procederemo anche con l'ultima categoria massa femminile, master 65. Andiamo, dai, dai. Enrico controlla il caso classificato, segue, anzi lo anticipa. Al secondo posto. Pronto? Quante ne hai ancora di premiazioni? Allora ne abbiamo ancora 2 per la categoria master. Ed ecco le partite al centro Avanti! Diol dei Montello Runners, che non avevo visto nell'elenco prima, altra favorita. Dai Greta, forza, dai, proviamo, dai, forza, La 202 Carolina Michelin, sempre Montello Runners. Le atlete guidate da Bettiol genovese, che sono portate con decisione al comando. Si è inserita in seconda posizione
col 230. Le sue nuove immesse Angelica Parodi, Vitamina, ultimo metro per queste due protagoniste, si lotta per un terzo posto del piano e poi Giovanni e quindi Desorbi e chiude l'altra pesca per le medaglie Anna Gosatto che precede la compagna di squadra Nadia. Dai Celeste! Dai Celeste! Dai Celeste! Brava Celeste! Vai Claudio! Bravo Lucrezia! Attenzione, categoria master maschile 70, terzo classificato Bruno Bettamiglia, atletica Serraglia. Al secondo posto troviamo Pietro Grava e quindi primo classificato campione regionale con un tempo di 17,41 per Massimo Sigativo Vivo, gruppo sportivo Marino Silvestrini. Salgono sul podio, saremo velocissimi questa volta. Direzione procedono rapidissimamente mentre si prepara ragazze. Mario! dato tempi tra l'altro stupendi e si preparino quindi gli atleti per la Master 75. Attenzione, un po' di tempo per le fotografie, consegnano la maglietta medaglia, attenzione. (19, 344, 351, a cui 866). Enrile sarà dell'Audace Noale in seconda posizione. Zevoli dello Sporting Club di Noale. 2 giri, quindi avremo una bella lotta. In seconda posizione il Trino oramai coinvolto anche al di fuori degli stretti confini. Occhio! 371 Riccardo Domo che non trovavo prima, poi 340. Dai Andrea, bene, dai, stringi i denti, dai! Allo stesso identiche situazioni della prima prova. Al comando è Stefano Cadamino, in seconda posizione Riccardo Domo in terza Marco Lazzaro della Atletica Città di Padova. Però il finale deciso, crolla di dosso Lazzaro cerca di recuperare, Lorenzetto si porta in quarta posizione. Questo sbagliato anche Andrea Noal, il gruppo sportivo Ascra si è portato nel